meravigliosa che è il patrimonio, in particolar modo il patrimonio costiero e sommerso. Perché vedete, insomma, ci tengo a dirlo, il patrimonio è una cosa che rende felici. Quando vedo gli occhi dei miei studenti lavorare sott'acqua e incontrare radici, identità, beh, loro sono voi, siete le ali che danno futuro a queste radici, a queste identità, nella maniera migliore del termine, perché identità certe volte diventa una parola che usata male può essere una gabbia, e invece non deve essere una gabbia, deve essere veramente ali che ci permettono di lanciarci nel Mediterraneo. C'era un grande cantore del Mediterraneo, Predrag Matvejevic, che diceva che il Mediterraneo è il mare della vicinanza, gli oceani sono i mari delle distanze, ma il Mediterraneo è il mare della vicinanza, ed è su questo Mediterraneo che noi dobbiamo costruire ponti, perché il mare è pontos, dobbiamo costruire vicinanza, familiarità e grande rispetto, perché è un mare che ci attirano tutti insieme, diceva Platone, come rane attorno a uno stagno. E allora, grazie, così mi preparo. Allora, deve ancora partire? Dobbiamo tornare indietro. Ecco, perfetto. Dunque, io diciamo che volevo raccontarvi il lavoro che invece fanno, voi avete sentito parlare le regioni, i colleghi delle soprintendenze, ma in realtà c'è chi si occupa molto di patrimonio sommerso, sono le università italiane. Volevo darvi un po' lo sguardo dell'università. Cosa si fa all'università? Cosa vi aspettate di fare all'università? L'università ha 3 grandi lavori. La ricerca, perché vedete non si protegge, non si tutela, non si valorizza quello che non si conosce, quello di cui non si ha contezza. La formazione, cioè il lavoro con voi, il farvi diventare operatori, nel nostro caso operatori culturali sensibili, attenti, proattivi, capaci di progettare scenari nuovi, sempre più partecipati, sempre più condivisi per il patrimonio. E poi adesso abbiamo una terza missione, abbiamo un terzo compito, che è il rapporto col territorio e con le comunità, il rapporto appunto con i legittimi proprietari di questo patrimonio, che siete voi, che siamo noi, che siamo tutti noi, no? Quindi restituire alle comunità appunto radici e ali. E vedete, la cosa incredibile, noi siamo qua a parlare di archeologia subacquea, io nelle mie prime lezioni dico invece, sordisco dicendo che l'archeologia subacquea non esiste, che esiste l'archeologia, cioè un modo di rileggere, comprendere il passato e il presente, sempre passato e presente, ma l'archeologia che si può fare ovunque, che si fa nei grandi centri urbani, che si fa sui tel iraniani, come fa il mio collega Enrico Scalone, che si fa anche sott'acqua. Quindi vedete, l'archeologia è archeologia, chiamiamola diversamente, chiamiamola archeologia globale dei paesaggi costieri subacquei, perché il paesaggio è quello che ci interessa, lo dicevano prima anche i colleghi. Il paesaggio che è la somma, che è il frutto di interazioni continue, incessanti, no? Condizionamenti continui, aggiustamenti, manipolazioni tra uomo e ambiente, l'ambiente che ha ovviamente condizionato la presenza dell'uomo, imponendogli determinate scelte, e l'uomo che ha condizionato l'ambiente per potervi vivere meglio, per potersi insediare meglio, per poterlo sfruttare, per poterne sfruttare le risorse che ne permettevano, per permettere appunto il suo sostentamento. Quindi archeologia, chiamiamo, anche perché i paesaggi non sono solo il mare, i paesaggi d'acqua, sono paesaggi fluviali, paesaggi lacustri, no? Noi indaghiamo tutti i mondi d'acqua, tutti gli universi d'acqua, e quindi archeologia dei paesaggi d'acqua, ma era solo per darvi. In Italia noi abbiamo una buona tradizione di insegnamenti di archeologia subacquea, diciamo su 32 università che si occupano, che hanno voi sapete che il corso universitario è diviso in 3 anni, la laurea triennale, poi 2 anni la laurea specialistica. Delle 32 università italiane che hanno una laurea specialistica in archeologia, ben 11 hanno un insegnamento di archeologia subacquea, e una famoso proprio qui a Sassari, dove peraltro si è sperimentata anche
un corso totalmente dedicato all'archeologia subacquea grazie alla dedizione del mio caro amico Pier Giorgio Spano. E quindi 11 atenei che insegnano, dove si insegna archeologia subacquea, una scuola superiore, 10 insegnamenti, anche due dei quali alcuni anche 2 insegnamenti nelle scuole di specializzazione. Non sono sempre università vicine al mare, ci sono anche Udine, l'Università di Viterbo, della Tuscia, però insomma, questa vocazione marittima evidentemente no, è presente in tutta Italia. Ma vedete, ecco, questa è la specificità. Ma che significa appunto? Vi ho parlato dei campi che l'università affronta, a partire dalla ricerca. Che cos'è la ricerca archeologica subacquea? Di cosa si occupa? Quali sono i suoi domini, i suoi campi, le sue attività? E sono molteplici, vedete. Ma l'intento qual è? Ridisegnare paesaggi che cambiano. Noi dobbiamo in qualche modo ripercorrere attraverso la ricerca archeologica subacquea e costiera, perché vedete la costa è una linea fluida, non è un discrimine marcato, la costa cambia, avanza, arretra, viene erosa, viene fagocitata talvolta dall'avanzamento del mare. Adesso voi siete, ahimè, protagonisti di enormi, noi tutti siamo protagonisti di enormi cambiamenti climatici, l'innalzamento relativo del livello del mare, i movimenti mare e terra stanno veramente condizionando e i paesaggi, frutto di questo rapporto tra uomo e ambiente, si modificano. Noi dobbiamo, tra l'altro rileggendo i paesaggi antichi, noi siamo capaci anche di immaginare i paesaggi che verranno. Talvolta le evidenze archeologiche, i resti archeologici, i resti geologici, i resti, le indicazioni che ci dà la biologia marina, ci aiutano a comprendere l'evoluzione di un paesaggio che verrà. Quindi paesaggi dinamici. Allora capire i modi, le forme, le fasi del popolamento costiero attraverso i secoli, questo sì che è il nostro obiettivo. E allora rileggiamo tutto usando queste presenze dell'archeologia proprio come delle briciole di pollicino, come degli indicatori di paesaggi che sono poi dei grandi palinsesti viventi, no? Dei grandi archivi in cui tutto è stratificato, tutto è ricordato, a legger bene c'è memoria di tutto, per ripercorrerli. E abbiamo tutta una serie di tematiche, per esempio, ecco, iniziamo proprio dal mare. Qui vedete, per esempio, le attività della Scuola Superiore Meridionale, nella zona dei Campi Flegrei, dove un'intera fascia costiera, pensate, larga 500 metri, per effetto del bradisismo, quindi di movimenti discendenti e ascendenti, a volte anche repentini, nel giro di poco tempo, pochi mesi, pochi anni, ce n'è stato uno recentissimo, cambiano completamente il profilo costiero, quindi 500 metri di costa che adesso è fino a 7 metri sotto il livello del mare, dove sono sommerse le città opulente, che erano le città residenziali dell'impero, dove viveva la corte imperiale, ma anche le grandi città portuali, il grande porto di Augusto, Portus Iulius, oggi è sotto alcuni metri sotto il livello del mare. E poi ci occupiamo, vedete, questo accade anche non solo in Italia, proprio l'Università di Sassari conduce attività importanti subacquee e terrestri, ripeto, non c'è discrimine, capite? Bisogna sempre lavorare con uno sguardo da mare e da terra, continuamente rimbalzare dall'uno e dall'altro. E vedete, qui si sta lavorando proprio lungo la costa tunisina nell'ambito di un accordo tra appunto le autorità tunisine e l'Università di Sassari. In Puglia, devo dire, vi porterò molte cose della Puglia perché io insegno in una delle 3 università pugliesi, cioè l'Università del Salento, che ha sede a Lecce ma anche in parte a Brindisi, e devo dire che la Puglia negli ultimi anni ha lavorato molto sul patrimonio sommerso e su una nuova strategia, su una nuova visione, grazie proprio al lavoro congiunto. Siamo fortunati perché oltre ad essere colleghi siamo anche amici e condividiamo questo approccio di sistema, no? Di paesaggio, anche appunto dell'archeologia dei paesaggi. E quindi vedete qui quello che si sta facendo per esempio nell'area di Bari, quello che stiamo facendo noi in Puglia Meridionale, vedete
Abbiamo la fortuna anche di lavorare in bellissime aree marine protette, quella di Torre Guaceto, quelle di Porto Cesareo. Le aree marine protette sono le cornici, sono come dire le quinte, no? I teatri migliori per la nostra attività, perché sono zone dove c'è già un'attenzione al patrimonio, quindi lavorare e riprendere, appunto, ridisegnare il profilo costiero. Vedete, lo abbiamo fatto tratteggiando, si vedono poco, ma vedete lì, lungo la costa di Torre Guaceto, noi abbiamo disegnato una linea blu, che è la linea di costa in età romana, una linea rossa che è la linea di costa dell'età del bronzo, cioè del secondo millennio avanti Cristo. Possiamo farlo proprio grazie a quei marcatori, a quegli indicatori che la storia ha lasciato sul fondale, che a volte sono porzioni di villaggi preistorici, villaggi protostorici, sono anche relitti e molto altro. Lavoriamo molto sulla portualità antica, vedete, qui abbiamo recuperato, abbiamo individuato ad Otranto il porto medievale del grande re Carlo I d'Angiò, ma ci sono porti romani ancora parzialmente emersi o totalmente sommersi. A Lecce, in prossimità di Lecce, in una riserva naturale, abbiamo individuato un porto che forse risale ad Augusto, che è stato il porto in cui Augusto è sbarcato dopo le Ide di marzo, tornando in Italia per rivendicare l'eredità di Cesare. E poi lavoriamo, ecco, ma anche la stessa ricerca, per esempio, continua in altre aree dell'Adriatico, nell'Alto Adriatico. Tutto l'Adriatico, ma tutta la penisola italica è punteggiata da complessi, strutture portuali, strutture ricettive dal secondo millennio in poi, dal secondo millennio avanti Cristo in poi, per cui avete veramente una ricchezza di presenze incredibile. C'è un altro tema che è legato alla costa e al mare, l'archeologia del sacro, il mare e il sacro. Vedete, il mare, elemento amato, odiato, sempre comunque doveva essere anche, come dire, pacificato, e quindi si invocava prima di salpare l'aiuto degli dei, e una volta giunti a destinazione si ringraziavano gli dei. Ecco perché noi, per esempio, sulle due coste dell'Adriatico, su una sponda e l'altra del canale Otranto, abbiamo una punteggiatura, una costellazione di santuari costieri, spesso in grotta, santuari che si affacciavano sul mare e in cui appunto magari i marinai, i membri degli equipaggi di Liburne, andavano a pregare il Dio per avere una buona navigazione, e lasciavano lì delle scritte, delle epigrafi, erano preghiere scritte che noi adesso, dopo secoli, rintracciamo, documentiamo e trascriviamo. Ma il mare è anche risorsa da sfruttare sempre, quindi abbiamo una quantità di luoghi come cave, peschiere, tonnare, impianti di salagione, le saline, perché le saline moderne ovviamente insistono sulle saline antiche. Recentemente sono state individuate anche saline romane, datate ormai ottimamente, per esempio a Cervia, ma anche in altri luoghi dell'Adriatico, lungo la Dalmazia e in altri punti. Vedete, queste sono cave costiere, cave della Sicilia, le atomie siracusane, ma abbiamo anche le peschiere. Vedete, queste grandi vasche che già in età romana permettevano l'allevamento di metri e metri cubi di pesce, che venivano poi ovviamente smerciati nei mercati vicini, quindi venivano prodotte queste salagioni, queste salse conserve di pesce, e poi invasate in quelle anfore che avete visto trasportate per esempio nei relitti di Marausa 1 e 2. E poi però non c'è solo il mare nei passaggi d'acqua. I passaggi d'acqua sono anche quelli lacustri, quelli lagunari. La laguna alle porte del mare, appunto, è un mondo interessantissimo, ha sempre catalizzato, ha sempre richiamato l'insediamento umano, no? Perché le lagune sono popolate da pesci, sono vicine al mare ma un pochino più riparate, quindi immaginate un ambiente eccezionale per l'insediamento umano. E quindi vedete ricerche dell'Università Ca' Foscari nella laguna di Venezia, ricerche nei fiumi, nel lago di Garda, nel fiume Stella, nella laguna di Grado. Vedete, noi abbiamo lavorato anche molto tra la laguna di Marano e la laguna di Grado, quindi siamo proprio nel Caput Adri, nel punto più profondo del grande seno adriatico, e dovete immaginare, vedete, noi adesso vediamo dei mondi d'acqua, dei water world, ma un tempo
quelle non erano sconfinate praterie d'acqua, ma c'erano isole. Sulle isole c'erano abitazioni, c'erano magazzini, c'erano punti di attracco che abbiamo ricostruito grazie proprio a questo approccio di archeologia dei paesaggi. Le stesse lagune, per esempio, le troviamo anche nella Puglia settentrionale, le lagune appunto Salapia, Siponto, Margherita di Savoia, su cui stanno lavorando i colleghi di Foggia e di Bari. Le lagune della Sardegna, guardate qui l'Università di Sassari, quanto lavoro sta facendo negli stagni e nel porto di Taras, Cabras, sempre con questo obiettivo della ricostruzione, del ridisegno del profilo costiero antico, della dinamica insediativa e della posizione dei porti. Ma poi abbiamo il grande tema delle rotte, dei traffici, perché tutto viaggiava per mare. Cioè oggi abbiamo, vedete, tir che vanno, i tir dell'antichità erano loro, erano le navi onerarie, navi mercantili, panciute, tonde, capaci di trasportare fino a 11.000 anfore. E vedete che non viaggiavano principalmente gli alimenti, i generi alimentari, ma poi viaggiava tutto il resto, persino le pietre viaggiavano sul mare, i carichi di marmo che in Sicilia troviamo così frequente e non solo, ma oggetti personali, oggetti di lusso, oggetti voluttuari, veramente di tutto. Viaggiavano per esempio anche gli schiavi, viaggiava materia umana, risorsa umana. E vedete, noi troviamo tracce di tutto questo, moltissimi progetti dell'Università Italiana hanno come focus proprio, lo avete visto non solo all'università, anche delle soprintendenze, proprio questi carichi che sono come dei miliari, vedete quelle famose briciole di Pollicino, quei segni capaci che ci permettono di risegnare le rotte antiche, i circuiti commerciali dell'antichità. Lo vedete, ecco, vi parlavo di pietre che viaggiano sul mare, guardate questi grandi carichi che sono, il legno ormai si è perduto, voi non vedete più le fiancate dell'imbarcazione, ma è rimasto il carico di blocchi di marmo, di colonne, pensate, quello è un carico di colonne di marmo che arriva dall'isola di Eubea, nel mare Egeo, ha solcato tutto il Mediterraneo ed è venuta a incagliarsi e quindi a naufragare vicino alle coste ioniche del Salento, in una località che si chiama Porto Cesareo, a sud di Taranto. E poi c'è tutto il grande tema dell'archeologia navale. L'archeologia navale è una disciplina che si nutre, come tutta l'archeologia globale dei paesaggi, di apporti importanti. Noi lavoriamo sempre in maniera transdisciplinare, no? Vedete, insieme a noi lavorano archeobotanici, paleobotanici, archeozoologi, sedimentologi, geologi, geomorfologi costieri. Il lavoro della ricerca archeologica è un lavoro d'equipe, architetti e così via. E qui vedete archeologia, storia e etnografia per il lavoro che sta facendo per esempio il laboratorio di marineria dell'Università di Bologna, ma anche appunto una nave gemella di Marausa a Torre Santa Sabina che l'Università del Salento in un progetto Italia-Croazia ha completamente riportato alla luce. Non l'abbiamo recuperata perché non abbiamo la disponibilità e come dire, la task force della Soprintendenza del Mare Siciliana, ma è il nostro, insomma, è un pensiero che abbiamo, un'utopia che coltiviamo, ecco, diciamo così. E sempre l'Università del Salento sta conducendo un progetto perché, vedete, adesso si parla tanto di alta profondità, di relitti a 700, 800, 1000 metri, però considerate che le coste italiane, come diceva già Roberto La Rocca, sono punteggiate, costellate proprio da tantissimi relitti che stanno a 2-3 metri e che si chiamano relitti spiaggiati, cioè loro si sono fermati lì quando la chiglia, no, la spina dorsale della nave, ha impattato sul fondo, perché quando è successo il livello del mare era più basso di 1,5 metri, adesso noi li vediamo a 2 metri, 2,5 metri, a 3 metri. Loro erano, siccome le navi pescano chiaramente, c'è una parte sotto il livello del mare, si sono fermate lì quando il livello del mare era più basso, per cui anche loro sono degli indicatori di quell'evoluzione dei paesaggi che noi dobbiamo ricostruire e ridisegnare. E poi, ecco, peraltro, tutto si lega, il nostro lavoro non finisce con l'immersione, non finisce con l'esame dell'evidenza subacquea.
Il nostro lavoro è preceduto e seguito da un lavoro paziente nelle biblioteche, negli archivi, e talvolta gli archivi e l'archeologia, no? La ricerca archivistica, la ricerca archeologica, la ricerca storica, collimano alla perfezione, per cui abbiamo storie di naufragi accaduti, storie di naufragi scampati che ci vengono raccontati sia dai relitti sia dai documenti. Abbiamo anche, ecco, vedete, questi stessi, l'Università degli Studi di Napoli, l'Università Orientale, tutto questo lavoro lo fa per esempio nel Lontano Oriente, lo fa in Indonesia, lo fa in Indocina, con una serie in Arabia, con una serie di progetti molto interessanti su quelle imbarcazioni. Ma il mare è anche cultura del mare, saperi, risorse, attività, ed ecco che un progetto molto interessante, Fish and Chips, dell'Università di Foggia, che ha visto la partecipazione anche all'Università di Bari, ha messo a fuoco tutti i saperi legati al mare, la mitilicoltura, le reti. Tra l'altro diciamo che uno dei paesaggi era quello di Taranto, no? Che ha una tradizione marinara importantissima. E ovviamente la ricerca, come vi dicevo, è una ricerca transdisciplinare che ha bisogno di tante competenze e quindi di tanti ausili tecnologici, la fotogrammetria, l'uso di questi robot teleguidati, filoguidati, telecomandati, l'uso dei droni, quindi ROV, droni subacquei, eccetera, l'uso di ecoscandagli sempre più raffinati che ci permettono di avere un modello perfetto tridimensionale del fondale, quindi di capire dove si nasconde, si annida, è presente un resto archeologico. Ecco, ma poi c'è adesso anche la ricerca archeologica subacquea, diventa ricerca di alta profondità, perché con le nuove tecnologie, con i sommergibili tascabili, i ROV più potenti che scendono anche a 1000 metri, alcune università lavorano già in questo campo, si possono indagare relitti profondi per mezzo proprio di questi veicoli, significa quello ROV, veicoli che lavorano in ambiente remoto, in collaborazione con fondazioni che hanno di solito queste grandi strumentazioni. Però la ricerca deve essere prima di tutto conoscenza, come abbiamo detto, e catalogazione. Vedete, e ci sono quindi i GIS. Cosa sono i GIS? Sono dei grandi archivi cartografici, quindi avete la possibilità di visualizzare sulla carta le evidenze, i resti, che permettono, vedete, di avere in una banca di dati tutte le presenze riconosciute, documentate, individuate. E quindi è come dire, è una schedatura dell'esistente, un catasto dell'esistente che ne garantisce la sua sopravvivenza, la sua sussistenza, perché se si conosce chiaramente ne garantiamo la sussistenza. E vedete, questo è un altro di questi sistemi informativi, di queste grandi banche dati che riguardano proprio il patrimonio sommerso dell'Adriatico. Lo abbiamo realizzato in un progetto che si chiamava Underwater Museum, Museo Sommerso. E poi le università ovviamente danno supporto al Ministero della Cultura per la tutela e l'archeologia preventiva, per la pianificazione, no? Delle coste, che è un tema sensibile. Però adesso forse il tema più importante, che più vi riguarda forse, è quello della nostra terza missione, cioè quello che noi facciamo per il territorio e la comunità, quindi il coinvolgimento. E il coinvolgimento lo si fa con l'educazione al patrimonio, con l'apertura agli attori del territorio. Vedete, in Puglia abbiamo fatto tutta una serie di progetti. Il progetto Puglia Seascapes ha visto anche la formazione di guide archeologiche subacquee, due di queste sono siciliane, cioè archeologi subacquei qualificati che sono diventate guide archeologiche per ipovedenti e non vedenti. Voi mi chiedete, ma cosa vede un ipovedente o un non vedente sott'acqua? Vede tutto, è capace di vedere tutto attraverso ovviamente gli altri sensi, e quindi di come dire, accogliere la narrazione che il patrimonio sommerso porta con sé. E
in quest'ambito noi abbiamo fatto sperimentazioni di percorsi blu, snorkeling, sia con maschera, pinne, snorkel, che con le bombole. Abbiamo fatto open day, abbiamo fatto festival, il Festival Strade di Sabbia. Abbiamo fatto mostre, una grande mostra con 1000 reperti a Trieste, una mostra all'aeroporto di Brindisi, nel mare delle intimità, perché Matvejevic chiamava così l'Adriatico, il mare delle intimità. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico, una volta il Salento, perché l'archeologia subacquea ha un potenziale enorme di racconto e lo vedete anche con i progetti espositivi, sempre curati dalle università. Questo è il Museo Castromediano di Lecce, dove abbiamo ricostruito i paesaggi di mare del Salento. E poi c'è storytelling, vedete la capacità di ricostruire anche l'aspetto originale di imbarcazioni, di carichi. Questo è lo splendido carico di Punta del Serrone, un carico di statue, pensate, portate alla rifusione, pezzi di statue raccattate e portate alla rifusione. Forse sarebbero state trasformate in specchi nelle fonderie di Brindisi, ma abbiamo potuto ricostruirne l'aspetto originale, quindi rivederla in tutta la loro bellezza. E ancora, però, appunto, la valorizzazione del patrimonio sommerso, che è un altro nostro compito, può avvenire in 2 modi, con 2 strade. Una è indicata mirabilmente nella Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio subacqueo, che dice, la prima regola dice, in situ preservation is the best option, cioè conservare lì sul fondale è la cosa migliore. Voi mi dite, ma sul fondale io non ci arrivo, ho bisogno di fare un corso, sta a 20 metri, 30 metri, è difficile. Allora usiamo l'altra strada, per coloro che non vogliono, non possono scendere, perché altrimenti questo patrimonio sarebbe un patrimonio invisibile o riservato a pochi. Adesso ci vengono in aiuto, ci vengono in soccorso le nuove tecnologie, la realtà virtuale e la realtà aumentata. Per cui o portiamo le persone al patrimonio, snorkeling o diving, quindi immergendoci sul sito, grazie alla creazione di parchi archeologici o di sentieri, di itinerari archeologici subacquei come quelli della Sicilia, come a Baia, eccetera, oppure appunto usiamo la realtà virtuale e portiamo il patrimonio alle persone. A Grado sul relitto di Grado 2 abbiamo realizzato con l'aiuto di Griglie un museo sommerso, ma in Puglia stiamo tentando anche altre strade. La Regione Puglia ha promosso la creazione di questo nuovo centro euro-mediterraneo per l'archeologia dei paesaggi costieri subacquei, che vede insieme tanti attori importanti, le 3 università della regione, la Regione Puglia e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, di cui avete già sentito parlare, che è praticamente la sorella della Soprintendenza del Mare Siciliano. È la sorella minore, ma insomma sta, come dire, prendendo misure e andando avanti con grande volontà. Oppure vedete, ecco, la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, che adesso possono permetterci, si chiama dry diving, immersione asciutta, immersione a secco, con un Oculus, devo chiudere, 2 minuti, con un Oculus potete vivere quello che noi subacquei viviamo, diciamo, fisicamente. Voi lo potete vivere virtualmente, ma è anche un'esperienza molto coinvolgente e molto toccante. E tra i tanti progetti di questo centro euro-mediterraneo c'è proprio la creazione di un parco archeologico costiero e sommerso nell'area marina protetta di Porto Cesareo, e qui verranno proprio realizzati, come in tutta la Puglia, degli itinerari che permetteranno, tra l'altro pensate ragazzi, stiamo schiudendo un accordo con Decathlon. Voi conoscete quella maschera che si chiama Easy Breath della Decathlon, no? Una specie di gran facciale. Bene, quella maschera adesso è dotata di un interfono, per cui 2 persone che la indossano possono parlare tra di loro. Il prossimo step è che una maschera può parlare ad altre persone, quindi voi immaginate un archeologo che con la testa sott'acqua tranquillamente vi spiega tutto ciò che vedete, e poi SAP, canoi trasparenti, barche con fondo di vetro, tutto sostenibile, tutto ecocompatibile, tutto quello che vi permette di avvicinarvi, anche non da subacquei, a questo patrimonio, di farlo vostro, perché appunto questo patrimonio, lo vedete, è proprio
è proprio un bene di tutti, è un bene comune, un bene popolare. Queste sono le attività ultime che abbiamo fatto presso Lecce e che costituiscono, che diventeranno uno dei siti della rete degli itinerari subacquei e costieri di Puglia, dove appunto a cui concorreranno tutti gli attori del territorio, i diving, i noleggiatori di barche, le masserie che fanno trekking, a cavallo, insomma, cerchiamo di collegare, di mettere insieme tutta la comunità per la fruizione del patrimonio sommerso. E laddove, se qualcuno non vuole andare sott'acqua, gli offriremo l'alternativa attraverso appunto lo storytelling digitale, l'animazione, tutto quello che può essere ugualmente coinvolgente e interattivo. E quindi adesso lo stiamo facendo con la Fondazione Leonardo, tutto questo avrà anche un percorso grazie a questo progetto che si chiama Civiltà del Mare, che vuole appunto mettere a sistema tutte queste conoscenze. Perché vedete, il patrimonio culturale, come dice la Convenzione di Faro, è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come un riflesso ed espressione dei propri valori, delle proprie credenze, delle proprie conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Il patrimonio siamo noi. Grazie. Grazie professoressa, che viaggio, che emozioni. Siamo pressoché in conclusione. Io chiamo ora qui su Luigi Coluccia del Dipartimento Beni Culturali dell'Università del Salento. Pensate, nuove tecnologie e servizio della ricerca e della valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo. Professore, questo uditorio è tutto suo e questi ragazzi vogliono capire, vogliono sapere, hanno già sentito il profumo di nuove tecnologie, di nuovi modi di ricerca. Vediamo quali sono. Grazie a tutti, buongiorno. Faccio miei i ringraziamenti che già Rita ha anticipato nel suo intervento all'organizzazione, alla splendida accoglienza che ci avete riservato, veramente grazie. Rispetto al tema di questo intervento, che sarà breve, cercherò di condensare al massimo le informazioni, anche perché Rita nella sua di presentazione ci ha offerto un'ampia veduta su quella che è la realtà archeologica che lavora e che opera sott'acqua. Io preferirei, confrontandomi appunto con voi ragazzi che siete qui, fare un piccolo passo indietro e cercare di vedere insieme da dove questa tecnologia che viene in soccorso oggigiorno negli scavi archeologici subacquei derivi, perché noi siamo abituati a gestire gli iPhone, questa tecnologia quotidianamente, ormai è un oggetto per noi indispensabile e difficilmente ce ne separiamo, ma anche solo 15-20 anni fa uno scavo archeologico sott'acqua senza l'ausilio di queste tecnologie significava un'impresa veramente significativa. In termini sia di dispendio economico, come anticipato prima dai colleghi siciliani che ci hanno fatto vedere questi loro interventi abbastanza impegnativi, e sia in termini proprio di velocità, di realizzazione di documentazione, di supporto allo studio. Anche soltanto la presa di un semplice punto nave, di una posizione in mare, nasceva dalla determinazione di traguardi visivi che dalla barca bisognava fare in direzione della costa, attraverso la scelta di punti cospicui, attraverso una serie di trilaterazioni con staziografi, circoli, amici maniaci, fino ad arrivare alla nascita del GPS e alla possibilità ai nostri giorni di leggere con indicazioni che ci vengono da oltre cielo la posizione di un oggetto in tempo reale attraverso appunto i satelliti. Il rilievo sott'acqua sostanzialmente nasceva da queste esperienze, da questi teodoliti che venivano adoperati e adattati alla vita in acqua, da queste apparecchiature, queste architetture, questi quadrati che consentivano di misurare le 3 dimensioni,
tutto in una spinta spasmodica quasi che l'archeologo subacqueo aveva di soddisfare al massimo le possibilità che erano nelle sue capacità in quel momento, in quella immersione. Anche una semplice matita spuntata poteva significare tutto nella riuscita di un'immersione, soprattutto se era una profondità impegnativa, per cui bisognava organizzare e pianificare tutto in maniera molto puntigliosa. La tecnologia oggigiorno ci salva da tantissime incombenze, ci facilita tantissimo il lavoro e rende tutto molto più semplice. Qui facciamo una carrellata di immagini per vedere quello che significava realizzare un rilievo in scala 1:1 di superfici, di paleosuperfici o di relitti, anche con tecniche di contatto in cui un foglio trasparente, un poliestere trasparente, un acetato veniva posizionato sulla superficie, sulle sezioni e ricalcato. E quindi una esperienza totalmente empirica che stimolava la creazione di approcci sempre più sofisticati, ma che sostanzialmente erano fortemente ingabbiati dalle possibilità di impiego di materiali e di risorse. Vedete questo grande modellatore che serviva per tirare fuori le sezioni delle ordinate di queste imbarcazioni sommerse. A un certo punto però la fotografia, ma da subito nel campo dell'archeologia subacquea, assume un'importanza fondamentale e anche se non inizialmente concepita per la produzione di rilievi fotogrammetrici, viene realizzata in maniera massiccia e con apparecchiature, con costruzione di castelli, binari, impianti che potevano agevolare la fase di ripresa, che si attuavano con notevole sforzo. Dalla fotografia semplice, quindi, alla costruzione di veri e propri set cinematografici dai quali bisognava trarre il massimo delle informazioni. Tutto questo serviva ad ottenere delle coperture fotografiche ottimali. Si parla di un 60% di sovrapposizione tra un fotogramma e quello successivo per avere questa coppia stereoscopica che poteva garantire una lettura della tridimensionalità nei fotorestitutori, insomma in tutta una serie di processi che venivano al tempo utilizzati, e una sovrapposizione del 20% tra le strisciate di fotogrammi che venivano realizzati in sequenza volando e nuotando, diciamo così, sulla superficie da ritrarre. E quello che veniva fuori erano questo genere di realizzazioni. Si tratta di fotomosaici che poi venivano raddrizzati e si cercava di vincere tutto quello che era il disturbo delle aberrazioni, delle distorsioni ottiche proprie della ripresa fotografica. Questa è una sezione ottenuta sempre da un fotomosaico di altri relitti importanti scavati in anni passati, e a un certo punto la fotogrammetria comincia ad avere la meglio sul tipo di ripresa da realizzare. La si fa dall'inizio su binari fissi, perché le macchine fotografiche che venivano impiegate erano macchine metriche che avevano bisogno di una costante di indicazione altimetrica e di misura per poter ottenere un risultato soddisfacente. Tutto questo oggigiorno viene superato di colpo con un solo clic attraverso il processo che il software che ci viene dato in servizio riesce ad elaborare, ed è stato proprio concepito per questo. La tecnologia e la stessa fotogrammetria ha un grande impiego anche e soprattutto ad alta profondità, e attraverso questi ROV, questi occhi, queste macchine fotografiche a comando remoto, possono anch'essi fotografare e riprendere queste superfici, questi relitti, ed essere il materiale ottenuto processato anch'esso per ottenere delle fotogrammetrie 3D. Queste sono esperienze di alta profondità che si fermavano al fotomosaico e all'acquisizione di dati attraverso un altro tipo di lettore, che è il sonar, che può essere un side scan sonar o un multibin, sistemi diversi che consentono di avere una lettura
leggermente diversificata per raggiungere profondità che superano di gran lunga i 1000 metri e in alcuni casi attestano queste letture anche fino ai 4000 metri. E alcuni di questi strumenti riescono a coprire delle ricognizioni di territorio delle battute di 200 km di lato, quadrati sterminati, diciamo, di mare. L'approssimazione ovviamente può essere più o meno definita del dato che viene letto, però ciò è sufficiente a leggere quelle che vengono definite anomalie, e queste anomalie possono essere anche residui di testimonianze antiche. A quel punto il ROV viene mandato giù a vedere effettivamente, a verificare l'entità di questa testimonianza. E questi sono gli strumenti impiegati da queste fondazioni private che mettono in campo molte risorse e riescono a realizzare delle ricognizioni ad altissima profondità. E vedete le carte a destra del Tirreno settentrionale tra Corsica ed Etruria e anche a nord-ovest della Sardegna, cosa riescano a restituire in termini di nuovi relitti identificati in associazione appunto a questo ambiente di alta profondità. E queste sono alcune immagini che provengono dalle verifiche fatte dai ROV e dall'accreditamento della testimonianza archeologica. Vedete migliaia di anfore in questa fotorestituzione. Altre esperienze a Malta con Timmy Gambin e l'Università di Malta, con questo relitto arcaico rinvenuto a Clendi, a ovest dell'isola di Gozo, ad altissima profondità anche questo. Vedete gli operatori impegnati, in questo caso direttamente, senza l'ausilio del ROV, a 110 metri di profondità. E queste sono alcune delle immagini che il Side Scan Sonar restituisce. Vedete in che maniera si riescono a cogliere i particolari, e queste altre esperienze che con la stessa Università del Salento abbiamo condotto in prossimità del Capo di Leuca. L'altra esperienza già prima richiamata delle Egadi, con il rinvenimento di questi straordinari rostri pertinenti alla battaglia navale, e altri rinvenimenti ad altissima profondità. Qui siamo quasi a 800 metri, 776, col casuale fortuito rinvenimento del relitto alto arcaico del canale d'Otranto, è dovuto ad una prospezione che la Trans-Adriatic Pipeline, un gasdotto che si realizzava in quel momento, ha appunto consentito di individuare con una serie di materiali fantastici. Altri esempi di alta profondità dal Mar Nero e fotorestituzione ottenuta attraverso l'impiego di ROV. In questo caso alcune imbarcazioni della fine del V secolo a.C., in particolare quello in basso a sinistra, presentano un grado di conservazione straordinario. Conservazione che invece è difficilissima che si garantisca in fondali a bassa profondità, dove siamo abituati a lavorare e laddove abbiamo realizzato interventi in anni recenti. Giusto una slide sul laser, che può essere anch'esso impiegato per ottenere rilievi 3D, anche se un po' più macchinoso e costoso. Dicevo dei relitti bassi, ha già anticipato tanto Rita Auriemma, il relitto di Torre Santa Sabina 1, che ha tutta una fase pionieristica di studi e di tecniche e di metodologia di rilievo commensurata all'epoca, ma anche la possibilità per noi che rimettiamo mano sulla documentazione passata di rielaborare con i nuovi sistemi anche fotografie che non erano state direttamente pensate per la fotogrammetria, ma che si prestano allo scopo, come è accaduto per alcune foto del 2007 che hanno consentito di ottenere una nuova fotogrammetria. Tutto ciò avviene in collaborazione col Politecnico di Torino e col laboratorio di geomatica, che sta proprio orientando un ramo della propria ricerca sull'acquisizione di documentazione di relitti a bassa profondità. Vediamo alcune fasi del lavoro del 2007 e nel 2021 si è passati allo scavo, come già anticipato, e alla creazione di una nuova base cartografica che mette insieme costa e immediata
Battigia, quindi anche l'area del relitto, con tutta una serie di attività di misurazione che partono da una scala ampia, da una macro scala, fino ad arrivare al dettaglio del relitto. Vedete anche la correzione in basso a sinistra dei fotogrammi del 2007 che vengono processati per ottenere una base fotogrammetrica migliore. Il posizionamento attraverso GPS e stazione totale, quindi con l'assoluta certezza c'è un errore di 1 centimetro nel posizionamento del relitto, e la copertura fotogrammetrica con macchine compatte, facilmente accessibili anche come costi, e quindi con tutto un mondo che è cambiato e che facilita di gran lunga il compito di chi lavora sott'acqua, sia per testimonianze come il relitto di Torre Santa Sabina, il tutto gestito in ambiente GIS e elaborato per ottenere il massimo della possibilità di indagine, di studio, ma anche da impiegare in situazioni come queste. Siamo alle Cesine, in provincia di Lecce, sul litorale adriatico, con queste rovine di un grande molo, di un porto a bassa profondità, un molo d'età romana, che però subisce una movimentazione continua delle sabbie del fondale, per cui ciò che si scava il giorno prima non lo si ritrova uguale il giorno dopo. Per cui la fortuna di disporre di uno strumento come la fotogrammetria è un'arma assoluta nei confronti di questa realtà così dinamica. Io mi fermerei qui con questa immagine che mette in risalto l'utilizzo di un battellino, di un ROV di superficie, messo a punto sempre dai colleghi del Politecnico di Torino, che può riuscire a soddisfare esigenze di lettura fotografica laddove anche la fotografia riesce difficile, cioè dove abbiamo i fondali molto bassi e dove non abbiamo la possibilità, per una questione di distanza, di lunghezza di ottica, di realizzare una buona copertura fotogrammetrica. Per cui il rilievo 3D, che invece ci restituisce un multibeam, per esempio, che è agganciato a questo battellino, sopperisce a questa lacuna. Io vi ringrazio tanto. Grazie. Grazie professor Coluccia. Bene, abbiamo chiuso la nostra mattinata. Io vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione. Vi ricordo che i lavori riprenderanno qui alle ore 16. Ragazzi, anche voi, se ne avete la possibilità o se ne avete voglia, sapete dove trascorrere magari 2 ore questo pomeriggio, se vi va, se ne avete il piacere, perché andremo avanti proprio con delle argomentazioni che riguardano in questo caso la Sardegna. Quindi vedremo che cosa le soprintendenze sarde, che cosa la ricerca subacquea in Sardegna ha restituito. Dai, vi auguro un buon pranzo, ci vediamo dopo.